Pronti? Via, spiegare. Tornado. Allora, tornado in bottiglia. Abbiamo preso 2 bottiglie e le abbiamo messe una sopra l'altra senza tappo e le abbiamo sigillati 2 tappi con del fungo. Abbiamo riempito una bottiglia precedentemente con 3/4 d'acqua e quando capovolgiamo la bottiglia Dopo mi sposto, sta zitto. Basta, appoggia. Eccolo. Ok, tornado in bottiglia. E che cosa avete supposto voi? Che se non mettiamo la bottiglia l'acqua scende normalmente e invece se la facciamo ruotare l'aria va nel centro e quindi l'acqua gira attorno. lascia spazio all'aria che sale e quindi gira intorno. Secondo voi l'acqua più vicina alle pareti della bottiglia è più lenta o più veloce di quella che è al centro? Più veloce. Quella che è vicino alle pareti della bottiglia è più veloce, secondo voi? Questa è la vostra idea. E qual è l'aria di cui parlavate? Da dove viene quell'aria? Dalla bottiglia. Quella sotto? Sì, perché se l'acqua va ad occupare la bottiglia sotto, l'aria lì sale per il buchetto, giusto? Quindi in parte quello che avete detto è giusto, però in effetti l'acqua più vicino alle pareti è quella che è più lenta, perché è attaccata alle pareti, c'è la forza di adesione sulla parete, quindi l'altra si muove più veloce rispetto a questa. Voi sapete cosa vuol dire tornado? Che cos'è il tornado? È un vortice. È un vortice. E quando parli di vortice di acqua o di vortice di aria? Di acqua. No, di è di aria. Il tornado è un fenomeno atmosferico ed è un vortice di aria. Noi abbiamo riprodotto un vortice d'aria usando l'acqua. D'accordo?